Ben ritrovati amici sportivi con il 14° e ultimo turno del campionato allievi provinciali messinese, che al centro sportivo Messina Sud presentava la sfida tra Sporting Barcellona e Real Retiro, padroni di casa reduci dalla sconfitta sul campo del Gescal Stadium per 4-3 contro lo Sporting Atene Messina, che ha visto allontanarsi definitivamente la possibilità di partecipare alle fasi finali playoff. Chiudono infatti a quota 13 punti i ragazzi del presidente Costantino, che ospita un Real Retiro che invece è riuscita ad accedere, nonostante le 3 sconfitte consecutive, alla fase che vedeva privilegiate le prime 4 formazioni della classifica. Quest'oggi è l'occasione di portare a casa la 6ª vittoria. Sono infatti solo 7 elementi quelli che scenderanno in campo per la formazione dello Sporting Barcellona. Dirigerà l'incontro il signor Giuseppe Clemente della sezione di Messina. Real Retiro che scende in campo con Cardia, Lamantia, Calascione, Rosano, Gemelli, Ruggeri, De Francesco, Surace, Valveri, Leanza e Ragusa. Fischio d'inizio del fischietto di gara Clemente e subito Real Retiro in vantaggio. Sfrutta questo lob morbido di Ragusa dopo 4 minuti, che va a beffare l'improvvisato portiere della formazione locale. Subito Real Retiro avanti, che può ovviamente gestire la superiorità numerica negli uomini. Qui Leanza però sciupa l'occasione di portare i suoi subito sul doppio vantaggio. Ritmi inevitabilmente bassi, provano comunque a divertirsi i 19 in campo. Qui con Leanza che ci prova dalla distanza, trova l'ottima risposta dell'estremo difensore locale, poi prova a risolvere tutto dalla distanza Capitan Surace, che non c'entra però lo specchio della porta. Sporting in Barcellona che però è vivo, è in partita e infatti trova anche il gol del momentaneo pareggio, ancora una volta con un calcio piazzato battuto da Ludovico Ribuffo. Il classe 2002 sorprende l'estremo difensore ospite Cardia, pallone che si deposita in rete. Dall'altro lato però immediato vantaggio della formazione del Real Retiro con questo stacco aereo di Giovanni Ruggeri, che riporta in vantaggio la formazione di mister De Francesco. Barcellona che però si affida ai tentativi solitari del proprio numero 7 baby fenomeno Andrea Di Stefano, che prima prova a sorprendere Cardia, a seguire avrà anche una clamorosa occasione con Alex Fiordilino. Sciuperà tutto però prima del parziale 1-3 firmato Anton Giulio Leanza, che ha tutto il tempo di controllare il pallone al meglio e calciare col mancino alle spalle del portiere dello Sporting Barcellona per il parziale 1-3. Sembra praticamente fatta per la formazione del Real Retiro. Ci proverà ripetutamente con questi tentativi dalla distanza di Surace, che però ancora una volta pecca di precisione. Per pochi centimetri infatti non trova la gioia personale. Dall'altro lato prova a riaprire la sfida ancora una volta Di Stefano. Il suo lob con l'esterno mancino è una meraviglia, ma si schianta con la faccia alta della traversa. Ancora Di Stefano a provarci da calcio piazzato prima di trovare il meritato gol personale con questo radente mancino improvviso che sorprende Cardia per il parziale 2-3. Riuscirà infatti la formazione locale ad andare alla pausa con solo un gol di svantaggio, grazie anche a questa ottima risposta del proprio estremo difensore sul tentativo ravvicinato di Ragusa. Duplice fischio infatti del direttore di gara Clemente. Squadre che vanno a riposo sul risultato di 2-3. Si apre con una serie di cambi il secondo tempo per la formazione mister Di Francesco, che manda in campo Pugliafido, De Gaetano e Micali, quando è ancora il Barcellona sugli scudi col proprio numero 7 Andrea Di Stefano. Un'azione personale splendida conclusa da un mancino a incrociare, però non è riuscito a centrare lo specchio della porta. Continuano le staffette intanto nella formazione del Real Retiro, che sfrutta tutta la profondità della propria rosa e troverà proprio dalla panchina il gol del 4-2. infatti è Di Pietro, servito perfettamente sul binario mancino, a battere per la 4ª volta il portiere dello Sporting Barcellona con questo preciso diagonale. Il numero 13 subentrato dalla panchina a seguire troverà anche l'Eurogol di giornata, potentissimo il suo destro questa volta, col quale fissa il risultato sul definitivo 2-5. Si prende la copertina
il giovane classe 2001 Francesco Di Pietro, prima del triplice fischio del direttore di gara Clemente, termina al centro sportivo Messina Sud. Real Retiro si impone sullo Sporting Barcellona per 5-2. Saranno ora fasi playoff per loro. Un saluto da Claudio Costanzo e alla prossima.